c'è un dolore immenso sicuramente e c'è una sofferenza data proprio anche da appunto una non magari accettazione poi della realtà stessa, perché poi quando viene comunicata la reale notizia la sofferenza è molto grande. Ogni psicologo ha una sua modalità di intervento che gli permette di entrare attraverso un ascolto attivo e un sostegno spesso attraverso proprio quello che noi diciamo attraverso una presenza costante ma supportiva che consente loro di raccontare e anche di rinarrare quanto stanno vivendo e lasciando libero spazio alla parte emotiva sicuramente. Ascoltare, stare vicino, diventare dei contenitori di parole ed emozioni. Un lavoro fondamentale per aiutare chi affronta l'abisso del dolore più grande o un trauma che torna alla mente ogni secondo. Il dottor Paolo Pillon, assieme al collega Luca Cremasco, entrambi trevigiani, il primo di Sernaglia della Battaglia e il secondo di Maser, sono partiti alla volta di Cran Montanà il 1 gennaio. I due psicologi veneti nel team italiano e svizzero al lavoro fin da subito per il supporto ai familiari delle vittime e dei feriti, ma anche dei sopravvissuti. Fanno parte di SIPEM SOS, la società italiana di psicologia dell'emergenza, attivata nel loro caso dalla Protezione Civile regionale del Veneto. Volontari si sono messi in auto e hanno raggiunto il prima possibile il Canton Vallese, dilaniato dalla tragedia che vede di giorno in giorno ritoccare cifre e nomi della strage. 6 i morti italiani accertati, i volti di ragazzini tra i 15 e i 16 anni come Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Una missione internazionale con i migliori uomini sul campo. Il dottor Pillon e il dottor Cremasco erano intervenuti anche nella strage del Busti Mestre. Qui il lavoro è stato ancora più complesso per gli assistiti, ma anche per loro stessi. Anche se avevamo già vissuto quella tragedia di Mestre, perché per alcuni versi è molto similare, qui l'impatto proprio anche delle salme è stato molto molto forte. A differenza della tragedia dell'autobus di Mestre, dove i familiari erano tutti stranieri, a parte eccetto il conducente del mezzo, questa volta invece i familiari erano tantissimi italiani, quindi anche quando facevano le conferenze stampa noi eravamo sempre presenti proprio perché c'erano dei vissuti emotivi molto impattanti, perché naturalmente le notizie ufficiali venivano date ma sempre passo dopo passo e naturalmente l'angoscia cresceva perché non sapevano se i loro familiari dove erano ed eventualmente come stavano. Un lavoro capillare, senza sosta, che si basa sulla vicinanza, come quando in queste ore hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime e alla marcia silenziosa per le vie della città. Prendiamo in carico le famiglie a cui diamo sostegno durante la giornata e poi li accompagniamo eventualmente anche nelle situazioni di spostamenti che loro devono fare. E poi ci sono gli amici, i sopravvissuti dell'inferno. Pillon e la squadra di psicologi hanno affrontato anche questo capitolo della tragedia. Erano lì quella sera lì durante l'incendio e quindi hanno vissuto proprio l'impatto sia visivo ma anche c'è tutto un impatto che coinvolge tutti i sensi perché naturalmente loro hanno tutta la scena che ci raccontano e naturalmente questo permette loro anche di avere un contenitore, insomma, noi facciamo proprio da contenitore in questi momenti qua. Un percorso che per i ragazzi non termina certo in questi giorni. Vanno monitorati, infatti noi stiamo anche coinvolgendo le altre associazioni di volontariato, ma poi anche i servizi territoriali, di poter monitorare attraverso gli stessi familiari di questi ragazzi, di monitorare i loro segni, i loro sintomi che potrebbero emergere anche fra un mese, ma anche entro i 6 mesi, perché comunque anche un disturbo post-traumatico da stress potrebbe emergere a distanza.